Okay. So I can tell you when I need you to Quindi click vi and posso pass to dire the next quando ho slide. I can bisogno tell di you. Yeah, cliccare, is it passare alla fine? slide successiva. Sì, ve lo posso dire? Sì. As you like it. I can do it Spanish or Come, English come as what you prefer. preferite? Posso fare inglese o spagnolo? Che cosa preferite? Spanish, perfect. Spagnolo, Okay, bene. okay. Hablaré en inglés, en Va bene, español, parlerò okay? spagnolo allora. Perfecto. Okay. Bueno, Bene, buenos días a todos. buongiorno a Good tutti. morning. Muchas gracias por invitarme a Vi participar ringrazio per avermi invitato a esta Presto Sardinia partecipare Tourism Call to a Action questo para poder hablar de Tourism Call to turismo Action della cultural y Sardegna per arqueológico, poter poder parlare del explicaros turismo lo que culturale e hacemos en Menorca, archeologico e específicamente en un vi yacimiento spiegherò ciò che arqueológico facciamo a muy Menorca, importante soprattutto in un a nivel de sito molto investigación, a importante nivel de su a monumentalidad Menorca a y livello por di todo lo que representa monumentalizzazione como una e per ciò che oportunidad rappresenta para come poder acercar opportunità al turismo per poter una manera diferente de avvicinarsi conocer al la isla. turismo Este yacimiento se llama con un Torralba modo del Salor differente di y desde fare hace turismo. poco más de un Questo sito año si chiama la Torralba empresa del que Salò. gestiono, que se llama Nurarc, E, es la encargada de e gestionar el yacimiento l'impresa y che realizar una serie de gestisce il actividades sito para si poder chiama preservarlo, Nurarc difundirlo y ed hacer è un'organizzazione arqueoturismo che o lavora turismo per arqueológico. preservarlo e diffondere ¿Pueden pasar la le diapositiva? informazioni e fare turismo archeologico. Quindi Bueno, potete cambiare como la supongo que diapositiva, sabrán, come que es suppongo che bastante tutti parecido al caso saprete, de Cerdeña, e che el assomiglia turismo en molto Menorca es al sobre caso todo de verano, della de temporada Sardegna. Il alta, y turismo por eso la a gente viene, Minorca por si supuesto, por sus concentra playas, nella también por sus fiestas stagione patronales, por alta estos e sitios nell'alta como Cabaños, stagione come in empezando en Sardegna, Ciudadela, cerca de cada pueblo, in desde junio a ogni septiembre, y también villaggio por, da digamos, la giugno a gente viene buscando settembre turismo familiar, quindi también parejas, si grupos de concentra amigos molto su un turismo que vienen, familiare, buscando un su poquito algo coppie, coppie diferente di en amici che cercano Mallorca, qualcosa no di diverso tanto da momento de Ibiza e fiesta, pero Maiorca, sí buscar non un lugar qualcosa exclusivo, che si diferente concentri più sulle feste, sui party, ma y con cercano esas un razones luogo verano fue cuando vinimos a diverso la gran per mayoría de questo. personas. Per questa Turismo nacional, ragione sí, turismo español, pero d'estate, quando también abbiamo la maggior europeo, parte sobre dei todo turismi, inglés, dei italiano, turisti francés spagnoli, y ma soprattutto alemán. Sin inglesi, embargo, Menorca, italiani, cuando acaba el tedeschi verano, e hay muy poca francesi. A exposición, muy poca Menorca, gente quando que viene finisce a ver l'estate, la isla, a c'è visitarnos, veramente poca gente pese che viene a la gran a vedere gran l'isola, a potencial que visitare tiene esta l'isola. isla. ¿Puede Quindi pasar la diapositiva? abbiamo un grande Gracias. potenziale. L'isola ha un grande Menorca tenemos potenziale. mucha, A como pueden ver en la Menorca imagen, abbiamo tenemos molto un di gran più, come patrimonio potete vedere natural. dalle immagini, abbiamo un grande Hay un patrimonio camino, un gran naturale, recorrido 223 que da la vuelta a c'è la isla. Se puede hacer en su una totalidad grande caminando strada, la a caballo o en 223, bici. attraverso la Es quale si può percorrere tutta una l'isola gran atracción anche para a gente que viene cavallo buscando ed è una grande attrattiva per le agroturismo de persone che naturaleza cercano un turismo della diferente natura, un que turismo implique diverso, deporte y che donde se pueden ver los implichi anche valores la possibilità di naturales fare que tiene la sport isla, que por supuesto con il es quale si reserva de la possono biosfera desde apprezzare hace i 25 valori años. naturali También dell'isola ed è un tenemos mucha qualcosa che noi cultura en la facciamo da isla, circa como 25 anni, actividades, da quando teatros, abbiamo la nostra festivales, específicamente riserva cine. También per tenemos una tutelare la gran biosfera. gastronomía. Yo sé que mucha gente estos Molte factores no los persone conoce non por supuesto lo conoscono que tenemos es l'importanza una della arqueología gastronomia, de per época esempio, prehistórica e l'importanza della impresionante. nostra Si pasamos a archeologia la di epoca siguiente preistorica, che è diapositiva, impressionante. Se possiamo pueden ver passare un alla mapa de la isla de successiva Menorca diapositiva, con, qui bueno, potete donde vedere una hay cartina unos dell'isola di puntos que Minorca dove ci representan sono dei punti los yacimientos arqueológicos che que hay en la rappresentano isla. alcuni De dei verdad, siti hay archeologici muchísimos más de los che que presenti aparece en este nell'isola. mapa, porque D'estate como c'è pueden ver los molto di números più en di la parte ciò de che abajo de la compare in questa diapositiva, en cartina. Menorca tenemos, A pero en verdad Minorca tenemos más de 2.000 abbiamo più yacimientos. di 2000 1.500 de siti, ellos son bien de interés cultural, ya sean bien de protección 1500 marítima sono del Estado español, beni culturali yacimientos prehistóricos. Tenemos che sono casi gestiti 1.300 en una dalla isla pequeñísima, como pueden ver, una extensión organizzazione de 700 metros cuadrados, lo cual significa que tenemos culturale. E digamos, una proporción de unos qui dos yacimientos por kilómetro abbiamo cuadrado. una No proporzione di solo tenemos una gran 12 densidad de yacimientos, casi siti todo de per ellos de chilometro época quadrato. prehistórica, sino que destacan por Due su gran siti per estado de chilometro conservación, quadrato su
La monumentalizzazione sono siti dichiarati beni di interesse culturale, sono siti preistorici del 1298 e appartengono alla cultura tipica, che è la cultura talaiotica di Minorca. Qui possiamo vedere che la Minorca talaiotica è candidata come patrimonio mondiale attualmente. Stiamo cercando di valorizzare l'epoca talaiotica della isola di Menorca, che va dal 1200 a.C. fino all'epoca romana. È quindi è candidata a diventare il patrimonio mondiale dell'UNESCO. È stato creato anche il comitato del World Heritage che si è tenuto in Polonia nel 2017 e il prossimo anno pensiamo che che otterremo questo riconoscimento a livello mondiale. Sarebbe molto importante per vari motivi, per i professionisti dell'archeologia, per avere più risorse, per lo studio e per la valorizzazione della cultura talaiotica di Minorca e anche per valorizzare il turismo, per poter offrire dei meccanismi affinché più gente possa conoscere Minorca e per altre cose che non siano solo le località balneari, ma per la cultura che abbiamo qui e il patrimonio. Quindi vorremmo che questo, il nostro patrimonio, fosse riconosciuto come patrimonio mondiale e speriamo che tra 2 o 3 anni potremo celebrare questo evento. Qui vedremo delle immagini, nelle immagini successive vedremo il sito gestito da Nurark. Si tratta di Tor Arba de Salort, che risale all'epoca talaiotica, è uno dei monumenti più importanti per lo stato di conservazione detiene i monumenti di tipo talaiotico, in particolare il santuario, il recinto de Taula, un santuario che nel centro ha una lapide, una lastra di pietra. Questo tipo di monumento che arriva fino ai 5 metri è unico nel mondo, solo a Menorca ce ne sono circa 50 e a Torralba i reperti sono ben conservati. Questo è quindi un sito, un bene di interesse culturale che ha il massimo della preservazione culturale. L'impresa è comunque una impresa locale, l'impresa che lo gestisce. Nella immagine sopra potete avere una visione generale del sito di Tor Arba del Salor, una specie di edificio in forma di radura, di ferro di cavallo, e al centro si inserisce la Taula, questo un monumento che è un monumento esclusivo di Minorca. Nelle altre immagini si possono apprezzare alcuni artefatti trovati durante gli scavi di questa area, sito, circa 30 anni fa. Queste pietre sono tra le più importanti dell'archeologia di Minorca e rappresenta uno dei simboli di ciò che abbiamo a Minorca di epoca talaiotica. Se passiamo alla diapositiva successiva, si possono vedere più luoghi, più angoli del sito di Tor Arba del Salor. A parte il santuario abbiamo altri monumenti tipici di questo sito archeologico, come un muro di difesa nell'immagine superiore, e nell'immagine inferiore c'è una sala dove sono conservate, una sala ipostica dove sono conservate benissimo delle colonne, e nell'immagine superiore potete vedere un talaiot, che è una specie di torre, una vedetta, che assomiglia molto ai nuraghi sardi. Nell'immagine inferiore potete vedere un luogo di sepoltura dell'ipogeo. Se passiamo alla successiva diapositiva, potrei spiegarle chi siamo, che cosa facciamo nel nostro sito. Siamo l'impresa Nurark
che è stata costituita qualche anno fa, al fine di svolgere attività ed eventi correlati al turismo archeologico e culturale dell'isola, per poter mostrare agli visitatori che Minorca è molto di più rispetto a un luogo balneare, una località balneare da visitare d'estate. In questo momento stiamo promuovendo, in particolare Torralba, e vorrei spiegarvi che cosa facciamo per promuovere il turismo culturale in questo sito. Nella diapositiva successiva potete vedere che abbiamo tre pilastri fondamentali nella gestione di Torralba: preservare il sito, fare ricerca. Io, a parte archeologa, sono anche ricercatrice. Vogliamo cercare di mettere insieme delle informazioni scientifiche, questa è da cui la necessità di fare ricerca e naturalmente fare patrimonio del nostro sito. E quindi mi riferisco alle attività che hanno a che vedere con la diffusione rispetto al pubblico generale, non solo specializzato, ma anche ai visitatori, i turisti, dare informazioni sul ricco patrimonio che abbiamo a Torralba, che è il sito principale di Minorca. Possiamo passare alla diapositiva successiva. Allora, vorrei spiegare in che cosa consiste la preservazione. Noi desideriamo fare tutto ciò che si può fare in un sito archeologico, dal mantenimento per poterlo, la manutenzione per quanto riguarda l'infrastruttura. Abbiamo un chiosco, una piccola casetta dove diamo il benvenuto. Stiamo costruendo un centro di interpretazione per il futuro e fa parte sempre della manutenzione, e adegueremo un nuovo spazio per i visitatori sarà anche una zona di riposo, quindi un luogo dove possiamo anche studiare i sistemi per impedire atti vandalici, quindi preservare il sito. Quindi abbiamo degli orari di entrata e di uscita ben definiti e abbiamo delle telecamere al fine di controllare chi accede anche durante la notte, che non acceda nessuno. La successiva diapositiva, il secondo pilastro per quanto riguarda la gestione del sito di Torralba, è la ricerca. Quindi l'anno prossimo inizieremo un nuovo progetto di scavo a Torralba del Salor. E in questo modo potremo dare maggiori informazioni generali alla popolazione, e queste informazioni saranno integrate in futuro alle informazioni che già abbiamo al momento per diffondere ulteriormente il turismo culturale. Nella successiva diapositiva vi parlerò del punto 3, che è il punto principale di questa presentazione, cioè il turismo archeologico che viene patrimonializzato a Torralba. Qui potete vedere un disegno di quello che è il sentiero eh, per i luoghi che si possono visitare a Terralba, i punti che il visitatore dovrebbe seguire senza perdersi. Quindi questa è una cartina che noi consegniamo ai visitatori all'entrata, quando diamo il benvenuto e quando diamo tutte le informazioni. Questo è uno dei siti ehm, candidati appunto a diventare il patrimonio dell'UNESCO. Organizziamo insieme a Archeotrip, che è un'impresa, un'azienda di Madrid, la capitale della Spagna, che ci aiuta a diffondere ciò che abbiamo a Torralba. Possiamo passare alla diapositiva successiva. Vorrei commentare le attività di diffusione dell'archeoturismo. Lo facciamo affinché la gente conosca Torralba in maniera diversa. Ci avviciniamo al bene patrimoniale mediante diverse strategie.
e lo facciamo per tutti i tipi di pubblico, dai più piccoli ai più anziani, per persone interessate all'archeologia, come per persone che non si intendono assolutamente di archeologia e pensano solo di venire a vedere delle pietre. Quindi svolgiamo delle attività differenti con cui cerchiamo di agganciare le persone in modo che poi vadano via da Toralba dopo aver apprezzato veramente ciò che abbiamo. E quindi lo facciamo in maniera rigorosa a livello tempistico, lo facciamo in maniera più comprensibile, divertente, affinché tutti i turisti vogliano venire a visitare Toralba. E l'interesse è quello di fare turismo archeologico. Possiamo passare alla diapositiva successiva, vorrei ricordarvi quelle che sono le attività per celebrare e festeggiare il solstizio a Torralba. Il solstizio d'estate è una celebrazione talaiotica, quindi abbiamo delle visite guidate che facciamo per gruppi, un percorso speciale con attività speciali come il prima che vi sto mostrando. Ogni solstizio che facciamo ogni notte il 21 di giugno alle 21 inizia il percorso. Quando le persone arrivano spieghiamo durante la notte mostriamo tutto il percorso con delle luci, illuminiamo il percorso con delle luci e poi ricreiamo uno scenario storico e diamo una replica degli oggetti che si trovavano nelle stanze e spieghiamo esattamente dove sono stati trovati e spieghiamo il santuario e poi facciamo con degli attori una rappresentazione di ciò che pensiamo che facessero anticamente all'interno di quest'area. Qui si può avere sicuramente un'esperienza sensoriale diversa, molto viva di ciò che facevano le comunità talaiotiche nel santuario. Finiamo sempre questa attività con un brindisi, con del vino speciale speziato per poter festeggiare l'arrivo dell'estate. Lo facciamo sempre a Minorca e le persone lo apprezzano molto. L'anno scorso abbiamo avuto molto successo e le persone sono rimaste molto contente, quindi le persone che hanno fatto questa esperienza torneranno a rifarla dopo poco più di un mese, tra un mese circa. Ehm, Poi organizziamo quindi il viaggio nel passato talaiotico, una visita teatralizzata, una visita nella quale una serie di attori durante il mese di agosto, il lunedì e il mercoledì in particolare, guidano gli assistenti per tutto il sito, i turisti, i visitatori in tutto il sito archeologico, in tutti i punti. Le persone possono trovare delle repliche archeologiche di ciò che si trova, delle copie di ciò che si è trovato, fu trovato durante gli scavi nelle stanze del santuario, di tutti gli oggetti che appartengono al periodo talaiotico, quindi gli oggetti per fare la farina, per tessere la lana, poi facciamo una rappresentazione di ciò che si faceva dentro il santuario. L'attività di quest'anno ci ha consentito, ha fatto sì che ci potesse essere assegnato il sigillo europeo che ci distingue come detentori di un patrimonio europeo culturale. È un'attività che vorremmo offrire per più mesi, però lo facciamo soprattutto ad agosto, quando abbiamo un'affluenza di turisti, soprattutto internazionali. Ogni giorno accettiamo un massimo di 30 persone, soprattutto il lunedì e mercoledì quando lo facciamo. Siamo molto soddisfatti del successo di queste attività. È un modo molto divertente per poter apprezzare le conoscenze che abbiamo, per offrire le conoscenze che abbiamo a tutti i tipi di pubblico, dai più piccoli ai più anziani.
Se passiamo alla diapositiva successiva, possiamo avere un'idea di queste rappresentazioni. Vediamo qui gli attori che sono i protagonisti della rappresentazione sul passato talaiotico. Ci sono altre attività che facciamo in Torralba per promuovere il turismo archeologico. Se passiamo alla diapositiva successiva, vedrete che facciamo anche teatro. Abbiamo non più visite teatralizzate, ma vero e proprio teatro. Pensiamo che un sito possa servire anche per fare altre cose e che non siano direttamente correlate con questo, ma che possa essere uno scenario per poter rappresentare delle opere teatrali, concerti. Noi abbiamo iniziato l'anno scorso a fare delle rappresentazioni teatrali con un monologo portato avanti da Natalia Bravo, un'attrice che diciamo rappresenta è una rappresentante del teatro classico. Pensiamo che lo scenario, cioè l'area della Tavola di Torralba, sia uno spazio magico per poter realizzare questo tipo di attività, affinché in questo modo la gente non voglia venire solo nel sito archeologico, ma arrivi al sito per altri motivi, per partecipare a delle attività culturali, teatro, musica. L'anno scorso abbiamo fatto questo monologo e quest'anno lo terremo di nuovo. Stiamo cercando di organizzare un concerto di musica classica per il 2018, per quest'estate nel 2018. Se per favore possiamo passare alla successiva diapositiva, potrete vedere un altro tipo di attività che portiamo avanti. In questo caso si tratta di una visita guidata, però una visita notturna. Quando c'è la luna piena facciamo delle visite guidate, io e la mia collega, una visita che può essere in castigliano, in catalano, in inglese, affinché le persone conoscano il sito di notte. Abbiamo visto che ci sono persone che non vogliono visitare i siti di giorno, però il fatto che non sappiamo perché sono più attratti dalla visita notturna, il fatto di poter visitare un luogo di notte per l'atmosfera magica che c'è. Abbiamo sperimentato che l'anno scorso l'accoglienza è stata molto buona e il successo, c'è stato un buon tasso di successo, quindi quest'anno torneremo a farlo. Inizieremo adesso nel mese di giugno e lo faremo fino a ottobre. Ogni notte di luna piena varie persone verranno e quest'anno abbiamo incluso una novità, cioè dare a ogni partecipante una copia di una lucerna romana affinché possano fare la guida con la lucerna insieme alla luce della luna, e sono delle motivazioni che noi diamo ai nostri visitatori per poter mostrare il sito in maniera differente, e abbiamo visto che effettivamente funziona. La verità è che non pensavamo, io e la mia collega, che avremmo avuto un tale successo, perché per esempio a Minorca il turismo si concentra d'estate e più che altro si basa sulle attività balneari. Adesso stiamo cercando di promuovere questa nuova attività. ehm, le persone, abbiamo avuto effettivamente grande successo perché le persone si rendono conto che c'è altro da vedere. Quindi vorrei mostrarvi che facciamo anche degli incontri per la degustazione di vino romano. Abbiamo un contatto con un'impresa che produce vino romano in Spagna, un nostro commerciante che ci fornisce questo tipo di vino, e noi lo facciamo con oggetti di epoca romana, viene bevuto con stoviglie di epoca romana. ehm, e ci interessa anche molto diffondere la cultura dell'epoca romana nell'isola, a prescindere da questa attività che può essere un'attrattiva per le persone. Lo realizziamo anche a volte quando dei gruppi interessati ce lo chiedono, e lo facciamo nel nostro sito
Ci sono vari gruppi che ci hanno visitato per fare questa attività e sono rimasti molto soddisfatti. È un altro modo di fare e realizzare delle attività in modo che le persone tornino a visitare Torralba. Quindi alcune persone vengono a visitare il monumento, ma lo visitano indirettamente, indirettamente conoscono il monumento, ma vengono per altre attività, quindi è un'altra maniera di fare promozione. Mi sto avviando alla conclusione, se possiamo passare alla successiva diapositiva, vedrete che facciamo anche delle attività formative per le scuole, abbiamo delle attività didattiche affinché i bambini, ma anche i turisti, possano avere l'opportunità di offrire delle attività diverse ai figli. Facciamo delle attività diverse la mattina affinché i piccoli possano dedicarsi ad alcune attività mentre i genitori visitano il sito tranquillamente. È un modo per far sì che le persone vengano e in modo che i loro genitori possano fare la visita del sito, possano approfittare, godersi la visita, mentre i bambini sono occupati in una serie di attività come confezionare una collana, creare una collana di epoca talaiotica o qualche altro oggetto di epoca romana. Per concludere, se passiamo alla diapositiva sufficiente, per piacere, vedrete che puntualmente facciamo altri tipi di cose, di attività. Su richiesta delle istituzioni facciamo visite guidate per i musei, per alcune associazioni delle diverse villaggi di Minorca, attività divulgative, collaboriamo in vari periodici, riviste che si basano sull'archeologia e attraverso le quali si possono conoscere Torralba i diversi aspetti, i diversi monumenti e dati che abbiamo sugli scavi che si sono fatti fino ad oggi a Torralba. Queste riviste sono riviste che hanno carattere locale, ma anche sono rivolte anche ai turisti. Le persone, anche i turisti, possano trovare informazioni su di noi, su ciò che facciamo, sul sito. È un modo per attrarre le persone al sito, in modo che vedano cultura, archeologia in modo che ci vengano a visitare a Torralba. Semplicemente con questo vorrei concludere con l'ultima diapositiva e dirvi che naturalmente prima di finire vorrei ringraziarvi, vorrei commentare il fatto che facciamo tutte queste attività, a volte una meno, una di più, perché dipende, perché ci vuole molto lavoro per prepararle, ma è molto soddisfacente. E le persone capiscono in questo modo che a Minorca abbiamo un patrimonio culturale archeologico impressionante, che è incredibile. Molte persone ancora non sono informate, molte persone vengono a Minorca senza sapere quanto sia importante l'archeologia, che monumenti archeologici abbiamo qui a Minorca. Quindi bisogna cercare di essere presenti su internet, dappertutto, in modo che le persone che vogliono venire a visitarci possano capire che c'è un turismo archeologico di grande qualità, che per quanto ci riguarda aiuterebbe a destagionalizzare, a far sì che molte persone possano venire a Minorca al di fuori della stagione estiva, anche in settembre. Minorca è molto di più del sole e spiaggia e quindi se le persone potessero avere le informazioni sui valori culturali, naturali e archeologici di Minorca sarebbe un beneficio, un vantaggio non solo per l'isola e per noi che ci dedichiamo alla gestione patrimoniale, per noi che siamo archeologi, ma per tutto il mondo, e i ristoranti, per tutti, i ristoratori, gli albergatori, per i noleggi di auto. Noi cerchiamo come impresa privata e lottiamo per questo, collaborando anche col governo della isola, per ottenere
la candidatura di Minorca Talaiotica al patrimonio mondiale dell'UNESCO e al nostro modo contribuiamo alla destagionalizzazione perché credo che così come succede in Sardegna sia difficile ma non impossibile. Da Torralba del Salor, dalla nostra impresa Nurark, vediamo come ogni anno viene sempre più gente al nostro sito e vengono per conoscere le nostre attività e le persone capiscono che Minorca è molto di più che spiaggia, è un museo all'aria aperta. Detto ciò, io credo che la mia presentazione sia finita, vorrei ringraziare l'organizzazione, chiedo scusa per non essere lì personalmente, ma non ho potuto per motivi personali presenziare personalmente, ma per fortuna ci sono le nuove tecnologie che mi hanno permesso di partecipare a questa conferenza da Minorca. Molte grazie. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.